Seconda corsa, una prova per soggetti di 4 anni, non vincitori di 12.000 euro nella carriera. Sono in 9 dietro le ali dell'autostart per i 1660 metri da percorrere. 1 Carai Cruz, 2 Calogero RG, 3 Caio Vettonio, 4 Cress Mail, 5 Cesni Adaghi, 6 Cézanne Griff, in seconda fila 7 Cesare dei Veltri, 8 Quadrado Wise L, 9 Cantera. Favorito Cézanne Griff, problemi dietro l'autostart per Cress Mail che perde parecchie battute. L'autostart prende velocità e li lascia con Cesni Adaghi che prova a scavalcare Caio Vettonio, ci riesce, scende allo steccato, al largo subito Cézanne Griff lungo i berilli, Calogero RG, ripiega terzo in corda Caio Vettonio che precede Cantera, quindi ancora Carai Cruz, Cesare dei Veltri. Cesni Adaghi in vantaggio dopo i primi 200 metri passati in 14,6, si presenta al largo Cézanne Griff che persevera e sembra poter passare. Dopo 400 metri di corsa, Cézanne Griff è il leader della prova. 29,2 la spesa per ottenere il via libera da Cesni Adaghi che è in seconda posizione allo steccato a precedere Calogero RG, mentre si muove per linee esterne Cantera, trascinandosi Quadrado Wise L. C'è l'anticipo da parte di Calogero RG che dopo 600 metri in 44,5 va a destra di Cézanne Griff. Lo costringe ad accelerare davanti alle tribune. 32 questi 400 metri, 59,4 la metà gara. Cézanne Griff in vantaggio, Cesni Adaghi seconda allo steccato, Calogero RG all'esterno a precedere Cantera, viene via in terza ruota Quadrado Wise L quando siamo al chilometro, passato in 1,14,2 in mezzo alla pista anche Cesare dei Veltri che prova la progressione, insiste Calogero RG all'attacco di Cézanne Griff a 400 dalla conclusione, la dritta di là, numero 5 Cesni Adaghi in vantaggio, sbaglia Cesni Adaghi che lascia la seconda posizione allo steccato a Cantera, all'esterno è sempre Calogero RG che prova a perseverare nell'attacco precedendo Quadrado Wise L, Cesare dei Veltri, la retta d'arrivo per Cézanne Griff, vi entra in vantaggio con un paio di lunghezze di margine, Cézanne Griff che si distende nel finale, viene a vincere in maniera agevole. Al secondo posto Calogero RG che forse riesce a tenere a bada il finish di Cantera, bisogna andare però a rivedere. 29,4 la chiusa, 1,14 il ragguaglio cronometrico per il percorso di testa di Cézanne Griff. Cesare Ferranti alla guida per il training di Enrico Fiaschi, l'allevamento il Grifone, il successo del figlio di Varenne e Teresita Wise. Rivediamo nelle immagini con Cesare Ferranti sicuro in salchi ad andare a sfilare e poi a vincere in maniera molto netta, mentre per il secondo posto è molto stretta con Calogero RG infilato all'interno da Cantera. Bisogna andare a dirimere la fotografia con probabilmente il grigio di Antonio Velotti che ha ancora salvato la seconda moneta.